La liturgia di oggi assume il linguaggio dell'olio. La benedizione degli oli si colloca vicina alla festa della Pasqua, dalla quale scaturiscono i sacramenti. Questa benedizione si celebra al mattino del Giovedì Santo nella chiesa cattedrale durante la messa crismale. L'olio degli infermi. Scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano. Il sacramento degli infermi annuncia la salvezza per chi soffre, in quanto unita a quella di Cristo dà un valore redentivo. L'olio dei catecumeni. Quest'olio accompagna i riti dell'iniziazione cristiana, sia quando il battesimo viene conferito in età adulta e sia in età da bambini. Il crisma. Quest'olio, misto a profumo, è chiamato crisma. Il vescovo lo usa per la cresima o confermazione, come pure per le ordinazioni presbiterali ed episcopali, nel rito della dedicazione della Chiesa per ungere l'altare, simbolo di Cristo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Signore, che ci raduna per la Santa Cena, in memoria di quella cena grande, memorabile, che Egli poi consegnò agli Apostoli e ai discepoli perché la perpetuassero nella storia, quel Signore che fu in mezzo agli Apostoli nel Cenacolo sia anche in mezzo a tutti voi e con il tuo Spirito. Fratelli, è una grande celebrazione questa, non importa se siamo molti o pochi, davanti al Signore non contano i numeri, ma conta il cuore e la volontà di bene che portiamo con noi, di partecipare a un incontro profondo con Lui, di ricordare che la nostra vita deve farsi dono, come ce lo ricorderà poi anche i gesti di Gesù, come la lavanda dei piedi, è Gesù che lava i piedi a tutti noi e chiede quindi di essere anche noi poi capaci di far questo. È anche in memoria del sacerdozio, quindi noi preti, l'abbiamo fatto anche questa mattina con il Vescovo, rinnoviamo anche la memoria e il ringraziamento di questo dono grande del Signore, come servizio alle comunità cristiane. Ed è anche l'impegno quindi a vivere fedeli al suo comandamento di amarci gli uni gli altri. Chiediamo la misericordia del Signore
quando saremo pulitissimi davanti al Signore, se arriviamo in paradiso, il Signore ci purificherà certamente e speriamo e contiamo di arrivarci. E intanto chiediamo che il Signore lavi un po' il nostro cuore da ogni male. Pietà di noi, Signore. Manifesta, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Eleviamo l'inno della lode. Prima c'è l'introduzione, poi che faccio io, poi ci sarà il momento di suonare anche le campane, le campanelle che avete con voi, perché poi faremo tacere queste voci fino al momento della risurrezione. Gloria in excelsis Deo. Il coro. In excelsis Deo, gloria passo minimo, bone volontà. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre. Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria in excelsis Deo, gloria in terra pax minibus, bone volontà. Preghiamo. O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena, nella quale il tuo unico Figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito nuziale del suo amore, fa che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Te lo chiediamo per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello,
si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui 2 stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco in quel modo lo mangerete, con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore, di generazione in generazione. Lo celebrerete come un rito perenne, parola di Dio. Salmo. Canterò per sempre l'amore del Signore. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Canterò Per sempre l'amore del Signore. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei Suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Canterò per sempre l'amore del Signore. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Canterò per sempre l'amore del Signore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete, in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, finché Egli venga. Parola di Dio. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore, come io ho amato voi,
così amatevi anche voi gli uni gli altri. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli rispose Gesù: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore. Premetto alcune brevi parole, anche per i ragazzi, ma anche per tutti noi. Come ricordavo all'inizio, questa è una celebrazione che ha un risvolto particolare anche nella vita e nell'animo di un presbitero, che Gesù quella sera consacra preti, presbiteri, i discepoli, gli apostoli, e quella sera li consacra presbiteri e, se volete, anche vescovi. Li consacra in quel momento e da loro e consegna loro un impegno. Per sempre ricordate questi gesti che io ho fatto con voi. Fate questo in memoria di me. È precisamente quello che compiamo ogni volta che ci ritroviamo a celebrare la messa, l'Eucaristia, diciamo la messa, l'Eucaristia, e cioè la viva presenza di Cristo Gesù che ci parla e continua a donarsi a noi in un segno straordinario che è il pane consacrato, cioè Lui stesso. È la realtà di un miracolo che si ripete continuamente nelle nostre mani, nei nostri occhi, ma al quale forse qualche volta facciamo poca attenzione. La gente corre dietro a vedere i miracoli di qua o di là, un segno. Questi segni, i grandi segni della fede, sono la guida della mente, del pensiero di un cristiano, di un credente. E quindi Gesù consegna se stesso a noi
però ci impegna tutti a consegnarci gli uni gli altri. Avete sentito? Io che sono Maestro e Signore ho lavato a voi i piedi, voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Non vuol dire che dobbiamo tirare giù le scarpe adesso tutti, perché i piedi sono un po' sporchi, sono qualche volta, sì o no? Anche chi viene si aveva preparato, ma insomma calcolate che allora si andava non con le scarpe che abbiamo noi chiuse, con sandali al massimo o a piedi scalzi su strade sassose, di solito polverose, e qualche volta sulle rare strade lastricate dai romani che erano allora. Ecco perché dice, quando uno ha fatto il bagno bisogna solo lavarsi i piedi, perché ha camminato e quindi ha preso su un po' di polvere, e noi consideriamo la polvere del tempo, delle cose, degli avvenimenti, degli incontri, delle parole, dei sentimenti. Ci impolveriamo sempre un po' e avremo sempre bisogno di lavarci i piedi. E lavarci i piedi gli uni agli altri vuol dire mettiti a servizio, perché Gesù ha fatto il gesto che i servitori o gli schiavi facevano alle persone che arrivavano in casa da un viaggio, tutti impolverati. La prima cosa, togliere i sandali, bel catino d'acqua, non c'erano mica le docce di oggi, le robe di oggi, bel catino d'acqua e lavare i piedi. Il primo gesto che essi dovevano compiere verso gli ospiti. E dice Gesù, questo gesto, se siete miei, di me, dovete compierlo anche voi. E cosa vuol dire lavare i piedi gli uni agli altri? Aiutarci nel bene, spingerci al bene, dare l'esempio del bene, cercare il bene, la pazienza, l'umiltà, il perdono, la condivisione, il sapere essere generosi gli uni verso gli altri. Per voi ragazzi, la capacità di dire a uno a scuola, stai buono, o a catechismo, non disturbare, dai, ascolta anche tu. Oppure dire a uno, dai, vieni, andiamo a catechismo, oppure andiamo a confessarci, andiamo alla messa. Ecco, lavarci i piedi. Questo vuol dire Gesù, un gesto grande. Non è quello che si fa nella società di oggi. Casomai tutti si lavano su di noi eventualmente, vero? E noi diventiamo come gli zerbini. I zerbini. Cos'è uno zerbino? Sai cos'è? Il tappetino di casa. Lo hai per entrare in casa, un tappetino davanti. Un zerbino si chiama anche. Lavarsi, uno ci mette sui piedi. Nella società di oggi molti finiscono di essere i zerbini di chi è sporco e sporca gli altri. E noi a questo non deve accadere, dobbiamo cercare di uscire senz'altro da questo. Lavarci i piedi gli uni gli altri, aiutiamoci cioè nel bene. Questo è quello che occorre, quello che serve. Questo costruisce pace, giustizia, verità. Ecco perché è importante questa celebrazione. Uno torna a casa e dice, se Gesù ha fatto questo, chiede anche a me di fare così. La preparazione della Pasqua è di questo tipo qua, se no per mangiare un panettone, cos'è, una focaccia, quelle robe lì, cosa vuoi che sia. Basta avere qualche soldino o saperla fare a casa e siamo a posto. Non è questo. La Pasqua è fare come Gesù, accompagnarlo nella sua passione e morte e in questi gesti così belli, significativi per la Chiesa. Infatti vedrete che io mi leverò questo tipo di veste e metterò su un asciugamano, insomma, per ricordare ciò che Gesù ha fatto. Ma non lo faccio in maniera meccanica. Attraverso le mie mani, il mio gesto, dovete pensare che è Gesù che vi lava i piedi e dice coraggio, cammina bene nella vita, fa bene il tuo dovere, cammina diritto sulle strade giuste della vita. Adesso, quando avrete 20 anni, quando avrete 50 e quando avrete 100 anni. Chi è di voi che vuole diventare a 100 anni? Vediamo sulla mano voi ragazzi. Chi vuole diventare di 100 anni? Niente? Ma che roba? Vi bastano 10 anni? Tose, vi bastano 10 anni, sol.
Sì, sapete, scherzando, tempo fa uno diceva, ma se vuoi tanta gente ai tuoi funerali, muori giovane, allora vedrai che verranno 3.000 persone. Noi dobbiamo crescere nel bene, la società ha bisogno di gente buona, ecco, di gente che sa camminare bene. Bene, questa sera abbiamo questo ammonimento e insegnamento e spinta da parte di Gesù. Adesso compiremo proprio questo gesto della lavanda dei piedi. Coloro che sono deputati adesso vengono e si preparano qui. Tieni queste in mano. La consigli dopo, tu devi lavarti i piedi. La consigli dopo. Ecco, preparatevi. Basta un piede solo.
Ci alziamo per la preghiera dei fedeli. Giunta l'ora di passare da questo mondo al Padre, il Signore Gesù ci ha lasciato il testamento del suo amore, nell'umile gesto della lavanda dei piedi e nel dono supremo dell'Eucaristia. Consapevoli che il Padre ha posto tutto nelle sue mani, rivolgiamo a Lui la nostra preghiera. Ripetiamo insieme. O Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. O Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Per il Vescovo e i presbiteri della nostra Chiesa di Vittorio Veneto, perché vivano il loro sacerdozio come servizio instancabile e donazione senza limiti a Te, che sei presente nei Tuoi fratelli, preghiamo. O Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Per tutto il popolo cristiano, perché in Te che lavi i piedi agli Apostoli e sulla mensa pasquale spezzi il pane e offri il calice, sappia riconoscere i grandi segni della Tua regalità e del Tuo amore, preghiamo. O Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Per i cristiani divisi, perché questo memoriale della Santa Cena faccia risuonare nel loro spirito l'ardente appello all'unità che hai innalzato nella Tua preghiera sacerdotale al Padre. Preghiamo. O Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Per gli uomini prigionieri della cupidigia e della violenza e per tutti i commensali mancati al banchetto della fraternità, perché sentano che soprattutto per loro hai pregato e ti sei offerto al Padre come agnello innocente e mansueto, preghiamo. O Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Per tutti noi che condividiamo il pane del cielo alla mensa eucaristica, perché siamo disponibili a condividere i valori e i beni di questo mondo con quanti hanno fame e sete di giustizia e di misericordia, preghiamo. O Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Una preghiera anche per tutti i preti, pastori della Chiesa, per coloro che il Signore ha già chiamato a sé e per tutti noi che siamo ancora nel cammino della Chiesa, perché il Signore ci conservi nel bene e ci renda capaci di essere fedeli al ministero che ci ha donato.
Signore Gesù, in quest'ora suprema in cui ci chiami come amici a mangiare la Pasqua con te, rendici degni di essere eredi e commensali della gloria nel banchetto eterno. Ascoltaci tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio con tutta la nostra vita sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi a noi, tuoi fedeli, Signore, di partecipare degnamente ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del Signore si compia l'opera della nostra redenzione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente e Misericordioso, per mezzo di Cristo nostro Signore. Sacerdote vero ed eterno, Egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, in questa notte, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spettò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutte le fonti che si affidano alla tua clemenza. Ammettile godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola di Cristo Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donne unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace, che è un grande dono del Signore, sia con tutti voi. E raccolti attorno alla mensa del Signore, nella memoria di quella prima celebrazione al cenacolo, scambiamoci un segno di fraternità. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Beati noi, invitati a questa mensa, nella quale riconosciamo presente il Cristo Signore, che vuole che la nostra vita si nutra della sua parola e della profondità della sua vita. È Lui l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. Padre Onnipotente, che nella vita terrena ci nutri alla cena del tuo Figlio, accoglici come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo. Te lo chiediamo sempre per mezzo di Cristo nostro Signore. A conclusione porteremo Gesù, Eucaristia, tabernacolo provvisorio, custodia. Ecco, da quel lato voi resterete fermi dove siete, vi unirete al canto. Se avete un numero di canto da dire, glielo dica, che numero è? Bene. E inoltre, terminata la celebrazione, la Chiesa domanda che lasciamo in silenzio, anche questa Chiesa la lasciamo in silenzio. Domani avete alle ore 15 la celebrazione della Passione e Morte di Gesù e domani sera la Via Crucis. Sì, anche al 15 avete, sì, d'accordo. E poi sabato avete la celebrazione pasquale del sabato santo alle 20:30, 21? 21 però? Voi? Sì, va bene, perché devo fare confusione con Meschio. Va bene, teniamo presente questo. Sarebbe bello che alla veglia pasquale ci fosse molta gente, una riflessione sulla nostra coscienza cristiana, deve essere una coscienza forte, robusta in questo nostro tempo. Possiamo iniziare il canto mentre con i chierichetti eccetera io mi porterò, voi rimanete lì e cantate.